Tra i posti particolarmente interessanti turisticamente ad Agrigento c'è la terrazza di Ginger. Ecco, facciamo un bilancio un po' di questa stagione, come è andata? La stagione non è andata male, aspettavamo forse qualche numero in più, però direi che non è il caso di lamentarsi troppo perché si è lavorato, quindi diciamo che anche questo posto è stato importante anche per poter offrire ai turisti la possibilità di poter cenare e anche godere di un panorama unico, e questo lo evinciamo anche in quello che loro scrivono poi nelle recensioni che ci lasciano. Abbiamo potuto ammirare dei tramonti splendidi, ancora questo tempo ce ne concede di altrettanto belli, e quindi speriamo che possa durare questa stagione ancora qualche altra settimana. Voi avete offerto anche degli incontri musicali, una musica un po' particolare di nicchia, no? Sì, abbiamo organizzato delle cene accompagnate con musicisti che arrivano da varie parti del mondo, soprattutto africani, che insieme a musicisti siciliani hanno anche messo su delle improvvisazioni anche abbastanza interessanti, proprio cogliendo, diciamo, prendendo spunto da quelle che sono le tradizioni musicali dei paesi di provenienza. Ecco, avete in previsione altri appuntamenti? Stiamo vedendo un attimo, anche perché purtroppo il tempo è molto mutevole e non sappiamo fino a quando questo ci consentirà di poter restare fuori, e quindi anche per fare delle programmazioni a lunga scadenza diventa un po' complicato adesso. Ginger ha vinto il premio Bezzo, ricordiamolo, anche per le tipicità culinarie che voi offrite. Ecco, cosa offrite alla gente, perché la gente viene qui, cosa in particolare gustare? In riferimento al premio, credo che la cosa importante da sottolineare è il fatto che la nostra cucina sia una cucina comunque legata al nostro territorio, quindi con i prodotti del territorio, prodotti stagionali, e soprattutto che rivisitano quella che è la tradizione gastronomica nostra, agrigentina, ma anche quella africana.